Conferenza stampa oggi dei familiari di Marianna Bello e dell'avvocato che lanciano un appello al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio per continuare le ricerche dopo 20 giorni. Ha annunciato anche un ricorso alla Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità. Trovato vivo l'anziano di 80 anni di Raffadali, scomparso nelle campagne dopo 2 giorni di ricerche delle forze dell'ordine e dei tanti volontari. È doloso l'incendio alle 2 auto dell'ex assessore al comune di Agrigento Ciulla e della moglie, quanto stabilito dalle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Agrigento. Porte aperte oggi ai cittadini alla Banca d'Italia di Agrigento per visitare il patrimonio artistico e avvicinare la gente alle istituzioni. Continuano gli incontri di Camilleri dedicati ai 100 anni della nascita dello scrittore Empedoclino. Ieri appuntamento all'Auditorium Metusa di Villa Genuardi. L'Agragas incontra fuori casa la Sommatinese, panoramica degli incontri di calcio della domenica. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi sabato 18/10. Il marito Renato Salamone e la sorella di Marianna Bello Flavia, tramite il loro legale l'avvocato Salvatore Cusimano, rompono il silenzio e decidono di parlare per la prima volta pubblicamente per lanciare un appello al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni, al Prefetto di Agrigento, affinché le ricerche possano continuare anche dopo il 20° giorno. L'avvocato Cusimano, durante la conferenza stampa, ha anche annunciato che i familiari, dopo la conclusione delle ricerche, nella speranza di avere il corpo di Marianna, presenteranno un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento per accertare eventuali responsabilità. La conferenza stampa. Oggi la conferenza stampa ha una duplice finalità. La prima, la famiglia ringrazia pubblicamente per la prima volta le istituzioni militari e civili. Ringraziamo il Comando Provinciale dei Carabinieri, ringraziamo la Questura di Agrigento, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile tutta per il loro intervento durante le ricerche. Ringraziamo anche le istituzioni civili, il signor Sindaco per la sua presenza anche fisica sui luoghi. Vi ringraziamo anche il Presidente di AICA perché ha fornito mezzi e strumenti a supporto della ricerca e ringraziamo in ultimo anche le istituzioni religiose locali che non hanno lasciato da soli i familiari. L'altra finalità della conferenza stampa è quella di sollecitare una prosecuzione delle ricerche. Abbiamo appreso che il piano di ricerca si interromperà entro il 20° giorno dalla scomparsa. Noi facciamo oggi un appello ufficiale al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni e al suo più alto e degno rappresentante in provincia di Agrigento, che è il signor Prefetto, ovvero quello di proseguire nelle ricerche affinché Marianna possa tornare a casa, affinché si possa dare una degna sepoltura alla ragazza, affinché i figli possano piangere la propria madre, possano eventualmente anche fare delle preghiere affinché la signora possa riposare in pace in un luogo degno e certo. C'è stato un precedente in provincia di Agrigento dove le ricerche sono proseguite per più di 20 giorni. Un caso successo a Sciacca, dove le ricerche sono iniziate a fine novembre e si sono interrotte poi, credo, a fine gennaio, per poi iniziare nuovamente nell'aprile successivo, visto il ritrovamento dell'autovettura. Quindi noi chiediamo oggi, con il cuore in mano, affinché il signor Prefetto e le istituzioni militari tutte e civili possano dare questo contributo, possano proseguire le ricerche affinché Marianna possa tornare tra i propri figli e i propri cari. Le ricerche, sperando che la ragazza possa tornare tra i propri familiari, certamente la famiglia, per il tramite anche del proprio legale, presenterà un esposto alla Procura della Repubblica.
Ringraziamo anche il procuratore capo per il suo intervento e per il suo arrivo sui luoghi, perché credo che sia fondamentale rinvenire i responsabili di tutto ciò, capire se effettivamente l'allerta gialla era un'allerta gialla, doveva essere un'allerta rossa, quindi capire se ci sono eventuali responsabili all'interno della protezione civile regionale e capire poi soprattutto se negli anni il convogliatore sia stato manutenuto a regola d'arte, perché crediamo che se ciò fosse stato manutenuto a regola d'arte probabilmente oggi non saremmo qui a chiedere e a cercare Mariano. Tutto questo poi verrà fatto in una successiva fase. La procura si individua i responsabili, noi siamo lì per poi costituirci parte civile, che certamente non sarà un ristoro per la perdita della signora Bello, ma certamente servirà per mantenere la res pubblica come se fosse propria. Ringraziamo chiunque ci abbia dato una mano, dalle forze dell'ordine anche alle persone della comunità favarese che si sono messe a disposizione, e questo è veramente di grande aiuto. La cosa che chiediamo è che non si smetta, perché veramente a noi a casa manca, a me una sorella, ai miei genitori una mamma, una figlia, e ai loro bimbi la mamma, che continuamente chiedono, e noi davanti loro ci sentiamo il nulla, perché nemmeno noi sappiamo cosa dire a quei bambini. L'unica speranza è che Marianna torni a casa in qualsiasi condizione essa sia. Così abbiamo anche noi un po' di pace e che la nostra vita, così messa in subbuglio, vada un pochino sulla retta via e ci porteremo con noi sto dolore. Però sappiamo dove andare a piangere mia sorella. Chiediamo solo questo, che le ricerche continuino. È trovato vivo fortunatamente l'anziano di 80 anni scomparso da 2 giorni a Raffadali, il nostro servizio. Nella giornata di ieri è stato dato l'allarme per una persona scomparsa a Raffadali, si trattava di un anziano pensionato di 80 anni. Nelle campagne di Raffadali il sindaco Silvio Cuffaro aveva subito diramato un appello per le ricerche che sono state effettuate dai volontari raffadalesi che hanno collaborato con le forze dell'ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini anche con l'aiuto di un elicottero dei Vigili del Fuoco. La macchina dell'anziano, una Renault Clio, era stata ritrovata a bordo di una strada di campagna senza che all'interno vi fosse alcuna traccia dello stesso. Ma fortunatamente nella mattinata di oggi l'anziano ottantenne è stato ritrovato vivo in salute, come ci comunica anche i carabinieri della compagnia di Agrigento, nei pressi di un laghetto artificiale sito a 2 chilometri dalla stessa auto abbandonata in Contrada Cannelle, ed è stato subito affidato alle cure dei sanitari del 118 che in via precauzionale lo hanno accompagnato a San Giovanni di Dio per accertamenti, considerando anche le 2 notti passate all'addiaccio. Sindaco, innanzitutto il signor Melisenda come sta? Il signor Melisenda sta bene. Devo dire, sta benissimo, gode di ottima salute. Dopo 2 notti trascorse all'aria aperta, dico, senza nessun rifugio, senza nessuna coperta, dico, è una persona che gode di ottima salute. È stato accompagnato in ospedale, ma già stamattina era una persona che rispondeva bene, che partecipava alle domande che gli venivano poste, quindi io penso che è stata una persona fortunata. Ecco, siamo stati in giro con la nostra telecamera a Raffadali e i cittadini sono molto felici, molto contenti di aver appreso questa notizia. Lei si è attivato in prima persona e diciamo in questa occasione si è visto proprio il cuore dei suoi concittadini. I cittadini sono felici, ma devo dire che sono io orgoglioso di rappresentare una comunità meravigliosa. Una comunità che subito si mette in discussione, è attiva, fattiva, partecipa, solidale, altruista. Devo dire che ieri erano tutti alla ricerca dell'anziana persona con tutti i mezzi, quad, moto da cross, macchine enduro, jeep, tutto quello che avevano a disposizione. Hanno scandagliato tutte le campagne limitrofe al luogo di ritrovamento dell'auto. È stata una comunità
molto attiva, presente, e di questo io sono orgoglioso e li ringrazio. Un'altra cosa, devo ringraziare il ragazzo ufficialmente, Matteo Plano, che è stato colui che ha ritrovato l'anziano, come non posso non ringraziare tutti coloro, le forze dell'ordine, a cominciare dai carabinieri, dai vigili urbani, e dalla polizia di Stato, il questore, il prefetto, tutti, i vigili del fuoco che sono stati qua per tutto il periodo presenti, con tutti i mezzi, anche loro alla ricerca, hanno messo a disposizione anche l'elicottero, tutti i cittadini e tutti i volontari. Grazie, grazie, grazie veramente per tutto quello che avete fatto per la comunità che rappresento. Ecco, cosa ha detto il signor Melisenda? Cioè, questo ragazzo l'ha trovato, come l'ha trovato? Ecco, in che condizioni era? L'ha trovato tutto rannicchiato a terra, dico, con il volto rivolto verso terra, infatti appena l'ha girato subito, per lui è stata una manna che è arrivata dal cielo, subito gli ha fatto: ah, ti ho trovato, mi hai trovato, dice, come vai a trovare? Proprio, penso che non conosceva il ragazzo, però è subito stato preso veramente dalla contentezza di aver trovato finalmente qualcuno che lo ha salvato. Speriamo che la storia di Favara, ecco. Io mi auguro che si ritrovi anche la povera signora che a Favara è stata travolta dall'acqua, anche se dopo 17 giorni penso che le speranze siano vane, però auguro veramente al collega Palumbo che abbia la stessa fortuna che ho avuto io. Ringraziando tutte le persone che si sono interessate, è stato ritrovato in buona salute a quanto si vede dalle immagini che hanno pubblicato. Diciamo che la storia si è conclusa abbastanza bene, un lieto fine. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Fortunatamente si è concluso tutto a lieto fine, per tutti, per la persona che è stata trovata, per il ragazzo che lo ha trovato, ed è stato fortunato, sono stati fortunati tutti, e meno male si è conclusa la situazione con un lieve vento, e siamo oggi tutti felici e contenti di aver risolto questo problema. Meno male, si è risolto bene, la cittadinanza castradale è contenta, il figlio è pure contento. Questa brutta storia, diciamo, che è andata a lieto fine con il ritrovamento del signor Melisenda, sta bene, e grazie a tutta la comunità raffaellese che sono impegnati e hanno partecipato tutte alle ricerche. Grazie al sindaco, alla protezione civile. Siamo contentissimi, è una persona, diciamo, abbastanza distinta, ha avuto questa crisi purtroppo, cose che succedono nella vita. Comunque siamo lieti di averlo trovato che sta abbastanza bene di salute, e siamo soddisfatti anche delle forze dell'ordine che sono intervenuti a tempo istantaneo con l'autovolanza, però grazie a Dio è stato risolto tutto a buon fine. Un grazie sincero lo do al sindaco, che in questa situazione è molto attivo ed è molto, a prescindere da qualsiasi tipo di colore politico, però come ha dimostrato nel periodo del Covid, anche in questa situazione è molto attivo e molto umano. Grazie. Già, non tutto è un altro, dicilo. Sono di cercava, sono di trovare io cosa trovare. Non manca Gesù mi trovava, potremmo morire a stessi. È in evidente stato di alterazione, ha iniziato a inveire e a minacciare i passanti, creando apprensione tra i cittadini e i commercianti, attimi di paura, quanto successo nel pomeriggio di ieri sempre a Raffadali, lungo la via nazionale via Porta Palermo, dove un uomo di origine tunisina ha creato il caos. L'uomo sarebbe entrato in un esercizio commerciale aggredendo il titolare, quest'ultimo è stato soccorso dal personale del 118, trasportato in ospedale per le cure del caso. Gli agenti della polizia locale di Raffadali sono intervenuti bloccando l'uomo e conducendolo presso la locale caserma dei Carabinieri. Successivamente lo stesso è stato trasferito alla questura di Agrigento, dove le autorità competenti hanno disposto il rimpatrio nel suo paese di origine
Il sindaco Cuffaro ha espresso solidarietà al commerciante aggredito e vicinanza ai cittadini, invitando la popolazione a collaborare sempre con le forze dell'ordine. E l'incendio che ha devastato le autovetture BMW e Peugeot di proprietà dell'ex assessore comunale di Agrigento Costantino Ciulla e della moglie sarebbe di origine dolosa. L'ipotesi di reato contestato è quella di danneggiamento a seguito di incendio contro ignoti. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento è condotta sul campo dai carabinieri, nonostante nel corso del sopralluogo di rito eseguito dai vigili del fuoco e militari dell'Arma la notte stessa dell'evento non siano state trovate tracce di inneschi né di liquido infiammabile. Gli elementi raccolti, la dinamica e l'espansione delle fiamme divampate soprattutto in altezza, non lascerebbero alcun dubbio sulla natura dolosa. L'attività investigativa è finalizzata a risalire agli autori e al movente dell'azione delinquenziale. Un corteo studentesco in via Maqueda per ricordare il giovane Paolo Taormina, ucciso per avere tentato di sedare una rissa a pochi metri dal suo locale. I colleghi di Palermo. Oggi una rappresentanza di studenti ha attraversato via Maqueda tra le aree diventate sensibili per ciò che concerne la sicurezza nel centro storico, sfregiato dall'uccisione di Paolo Taormina, il giovane colpito con un colpo di pistola dopo essere intervenuto per sedare una rissa a pochi metri dal suo locale. Un crimine che ha segnato la città e che stamattina ha visto gli studenti chiedere a gran voce più garanzie per la loro incolumità. Cosa significa abitare a Palermo e uscire la sera? Che bisogna avere sempre paura ormai. Un ragazzo, una ragazza non è libero di uscire con i propri amici per andarsi a divertire perché deve spaventarsi, perché non sa cosa può accadere. Ha detto Paolo? Paolo è morto per fare una buona azione, quindi per difendere un altro ragazzo. E questo non è normale, però purtroppo lo stanno quasi normalizzando perché ad oggi è sempre, accade sempre. Siete d'accordo alle zone rosse? Assolutamente sì, ma in realtà io penso che per una cosa sbagliata è che si sia dovuto arrivare a tanto per avere un controllo del genere, perché sarebbe una cosa che dovrebbe esserci sempre, perché purtroppo Palermo è sempre stata una città un po' problematica. E il fatto che siano dovuti morire 4 ragazzi, perché questo qui ormai è il quarto, chissà quanti altri, è assurdo, perché non è bello. Oggi come studenti palermitani, come giovani, abbiamo deciso di lanciare un corteo per gli eventi tragici che sono accaduti questo fine settimana. Paolo, un ragazzo di 21 anni, un nostro coetaneo, è stato ucciso da un gesto di violenza cieca, ingiustificabile, inaccettabile. Noi come studenti di questa città, come giovani di questa città, inizialmente presi da un senso di smarrimento e paura, abbiamo deciso di reagire. Non era più il momento di marce silenziose, giustissime, ma era il momento di risposte, di chiedere risposte e soluzioni alle istituzioni. Serve un intervento condiviso tra tutte le componenti di questa città, amministrazione, parti civili, cittadini, liberi cittadini, studenti. Noi non vogliamo più avere paura, oggi sembra che il posto sbagliato, il momento sbagliato sia ovunque. Noi vogliamo ribadire che siamo qui perché non ci fermeremo, non abbiamo paura, lo faremo per Paolo e per tutti. La Banca d'Italia di Agrigento oggi ha aperto le sue porte alla città, dando la possibilità di visitare il patrimonio artistico della stessa, comprendere il ruolo della banca centrale, tanta l'affluenza della gente che ha potuto anche vedere le vecchie banconote in lire, quelle messe ai tempi dell'occupazione americana, sotto la guida del direttore della filiale di Agrigento, Filippo Barbera. Noi lo abbiamo intervistato. Direttore, oggi la Banca d'Italia apre i propri uffici alla gente. Ecco, abbiamo visto che c'è tantissima gente, ecco, lei si è dilungato poco fa nelle spiegazioni tecniche di ciò che sono i compiti e le funzioni della Banca d'Italia con alcuni ragazzi che hanno seguito con interesse la sua relazione. Sì, oggi è un giorno speciale, particolare, perché abbiamo aperto la cittadinanza per far conoscere il nostro patrimonio artistico, culturale, la nostra storia,
far conoscere il nostro stabile, perché è uno stabile diciamo interessante dal punto di vista architettonico. Quello che ci preme sottolineare è che noi siamo un'istituzione sempre al servizio della collettività e abbiamo richiamato oggi quelli che sono i nostri compiti, le nostre attività, la salvaguardia del potere d'acquisto della moneta, l'emissione della moneta, prima la lira, oggi come ben sapete l'euro, la tutela diciamo, della clientela in campo creditizio, finanziario, e oggi i ragazzi hanno dato prova di avere assolutamente acquisito conoscenze importanti e significative per tutelarsi da attacchi, da cyber attacchi, da truffe informatiche online. Diciamo il nostro ruolo è un ruolo importante, io lo richiamo sempre perché ecco, diciamo, effettuare un pagamento ed essere sicuri che questo pagamento, come dire, vada a buon fine, dietro c'è un lavoro importante, un lavoro svolto, governato, presidiato dalle banche centrali. Noi siamo la banca centrale della Repubblica Italiana e da questo punto di vista il nostro compito è quello di tutelare il potere d'acquisto della moneta, lottando contro l'inflazione e garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza finanziaria dei cittadini, la sicurezza in termini di possibilità di fare investimenti, di avere un ritorno economico diciamo, da questi investimenti, di poter guardare al futuro con serenità e diciamo, con fiducia. Ecco. Direttore, lei ha spiegato un po' le funzioni anche della banconota, una banconota che da cartacea oggi tenderà, chissà, un domani magari a sparire per via delle transazioni ormai con le carte di credito online, insomma si ricorre sempre meno di più al cartaceo. Sì, in effetti i pagamenti digitali sono aumentati, però devo dire che la diciamo, disponibilità del contante comunque non cessa mai anche di diminuire, cioè nel senso che la produzione di banconote tendenzialmente è in aumento, anche se si registra chiaramente un aumento dei pagamenti, diciamo, dei pagamenti elettronici. Questo viene definito dal punto di vista tecnico il paradosso del contante, cioè aumenta la produzione, aumenta la domanda di contante, però si assiste al tempo stesso a un progressivo aumento dei pagamenti elettronici. Questo fa capire che comunque c'è una forte predisposizione diciamo, degli utenti, della cittadinanza a detenere anche le banconote come riserva di valore ovviamente, e questo è un ruolo fondamentale, perché deve immaginare che nei momenti di crisi, la pandemia, l'abbiamo avuto l'esperienza diciamo ancora abbastanza recente, ma anche crisi diciamo di tensioni geopolitiche, il cittadino si tutela o vede accaparrando il contante, quindi il contante serve anche per gestire e far fronte a situazioni diciamo di crisi. In prospettiva il futuro, i giovani hanno una grande attitudine a effettuare pagamenti diciamo telematici, però ritengo proprio per le ragioni che ho detto che il cartaceo non ci lascerà mai, almeno nel prossimo decennio e chissà anche in futuro. Quindi diciamo questo aspetto è particolarmente importante. È talmente importante che noi come Banca Centrale stiamo investendo sempre più per aumentare anche l'efficienza nella produzione e distribuzione del contante, in modo tale ovviamente da ridurre i costi relativi al funzionamento, no? Di quello che chiamiamo circuito del contante, e rendere questo strumento di pagamento sempre appetibile, perché è uno strumento ovviamente che è democratico, accessibile diciamo, da parte di tutti, specialmente da parte dei soggetti e dei cittadini più disagiati che ovviamente hanno magari maggiori diciamo, difficoltà anche a gestire lo strumento tecnologico. Quindi io direi vive il contante, le banconote servono, l'euro serve in questo momento più che mai, e d'altronde la banconota, devo dire, rappresenta la nostra identità di cittadini della comunità europea. Sì. Ecco, il ruolo dei bitcoin verso il bitcoin. La tematica del bitcoin, come vi ponete voi? Allora, questa è una tematica particolarmente, come dire, diciamo complessa e interessante. Dietro il bitcoin ci sta una tecnologia, quella diciamo della blockchain, sì. C'è la possibilità di fare pagamenti senza la presenza di un intermediario, quindi un rapporto one to one. Questo dal punto di vista generale, come dire, quasi rivoluzionario, cioè io ho una tecnologia che mi consente in tempi rapidi di effettuare diciamo,
un'operazione come dire, al di fuori di un intermediario, quindi al di fuori dei controlli. Io devo dire diciamo, che questo alimenta che cosa? Alimenta anche diciamo, processi e delle attività che non sempre rispondono a logiche di legalità e quindi a logiche di correttezza, perché sono logiche che vogliono in qualche modo sfuggire al controllo. Ci sono degli aspetti positivi nel Bitcoin che noi come Banca Centrale stiamo valorizzando, perché si pensa di sfruttare questa tecnologia per i pagamenti all'ingrosso. Quindi io direi state attenti a Bitcoin, perché dietro il Bitcoin ci sono anche, come dire, assenza di controlli, e quando non ci sono i controlli poi ci sono i crack, ci sono le crisi, e poi il cittadino, i propri risparmi, gli investimenti, chi onestamente ha ritenuto che il Bitcoin potesse rappresentare una fonte di guadagno subisce delle perdite. Quindi io sono molto diffidente quando non c'è un controllo, attento, perché il controllo risponde a logiche generali di tutela della collettività, e questo è importante, sia quando parliamo di Bitcoin, quando parliamo di stablecoin, è una tematica oggi sempre molto attuale, legata ovviamente al dollaro. Diciamo, su questi aspetti, ecco, mi pare di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, devo dire. E l'azienda idrica dei comuni agrigentini ha inviato una richiesta ufficiale di convocazione urgente al presidente della regione siciliana Renato Schifani per affrontare la gravissima situazione del sistema idrico nelle province di Agrigento, aggravata dal rigetto da parte di Siciliacque della proposta transattiva presentata dalla stessa azienda lo scorso 24 settembre. La proposta di formula conciliativa suggerita dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo nel dicembre del 2024 prevedeva il pagamento di 14 milioni e mezzo di euro a saldo e straccio di un debito complessivo di 22 milioni, con rate sostenibili e la chiusura definitiva dei contenziosi in corso. Nonostante ciò, si legge in una nota di AICA, Siciliacque ha rifiutato l'accordo e richiesto ulteriori somme aggiuntive relative a ulteriori interessi, spese legali, rivalutazione, ponendo a rischio la tenuta economica di un gestore pubblico che serve 33 comuni e più di 250.000 cittadini. È una situazione inaccettabile, ha dichiarato la presidente di AICA Danila Nobile. Non si può chiedere a un gestore pubblico nato per tutelare i cittadini di pagare somme sproporzionate mentre una società partecipata regionale utilizza le nostre infrastrutture territoriali e ci fa pagare l'acqua che in gran parte si disperde a causa delle reti vecchie. È un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area SAR maltese e sono in corso le operazioni di ricerca dei dispersi. Le operazioni sono scattate dopo che l'aereo Manta 1003 della Guardia Costiera Italiana ha individuato il natante rovesciato e lanciato immediatamente una zattera di salvataggio. 11 naufraghi salvati dalla motovedetta CP322 della Guardia Costiera sono sbarcati a Lampedusa, insieme a loro anche il cadavere di una donna. I superstiti, tra cui 3 donne e 2 minorenni originari in Egitto, Eritrea, Sudan e Somalia, hanno raccontato di essere partiti in 34 su un barchino di 8 metri da Taya Oura. Linea alla regia per la pubblicità. E continuano ad Agrigento gli appuntamenti dedicati ai 100 anni dalla nascita dello scrittore Andrea Camilleri. Ieri presso l'Auditorium Tusa di Villa Genuardi si è parlato della grande eredità di Andrea Camilleri. Ampio servizio. Presidente La Spina del Proloco Nazionale presente questa iniziativa che parla di Andrea Camilleri, di 100 anni di Camilleri, la grande eredità di Camilleri. Ecco, voi vi state impegnando fattivamente per promuovere la figura di Camilleri in questa occasione. Per noi la figura di Camilleri è una figura di estrema importanza, uno per la sua grande levatura culturale, ma anche per quello che ha dato dal punto di vista turistico e per quello che è la sua missione che ha realizzato in tutta l'opera che ha descritto, portando in luce le bellezze della nostra isola, portando sicuramente innovazione anche dal punto di vista letterario, e con Camilleri abbiamo un legame molto particolare in quanto
abbiamo festeggiato gli 80 anni insieme nella sua vigata, in un contesto veramente di grande emozione, e questi ricordi e quello che è stata la sua opera stanno sicuramente anche nelle corde di tutte le Pro Loco d'Italia: valorizzare il territorio, valorizzare le comunità e attraverso anche delle figure importanti rappresentare il grande patrimonio immateriale che viene descritto alla grande nel proprio romanzo. Dottoressa Culli, parliamo di questo convegno che la Sovrintendenza di Agrigento, per tramite dei beni culturali, ha organizzato oggi per i 100 anni della nascita di Camilleri, un'interessante iniziativa dal tema La grande verità di Andrea Camilleri. Sì, questo evento si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Andrea Camilleri, promosso dall'assessorato regionale beni culturali, e quello di oggi fa seguito al primo evento che si è tenuto il 2, 4 e 6 settembre a cura del Dipartimento d'Italianistica dell'Università di Palermo, dal titolo Camilleri da Porto sono, che ha indagato un aspetto particolare della lingua di Andrea Camilleri. Questo convegno di oggi fa seguito, si inserisce in questa problematica in un aspetto però particolare, che è quello della eredità immateriale, del patrimonio, il patrimonio culturale immateriale. E in questo contesto, che è il progetto nazionale, il primo progetto del censimento del patrimonio culturale immateriale d'Italia, si inserisce questo convegno in cui a pieno titolo rientra la lingua di Andrea Camilleri, una lingua non convenzionale, una lingua non canonica, ma che è diventata un fenomeno globale studiato in tutto il mondo. Quindi illustri relatori ci spiegheranno questo aspetto particolare della lingua di questo grande scrittore empedoclino. Ecco, ricordiamo gli altri due eventi che organizzerete come Sovrintendenza? Gli altri eventi sono a cura dell'associazione Oltrevigata, che si terrà a Porto Empedocle, e dell'associazione Riconnessioni, che si terrà sempre a Porto Empedocle, e poi altri eventi a cura dell'Università di Palermo, che ha privilegiato l'aspetto didattico con un corso che si terrà in questa sala, nella sala questo auditorium della Soprintendenza, per 3 giornate, il 20, 21 e 22, con un altro evento a novembre con la partecipazione degli studenti di italianistica dell'Università di Palermo sui luoghi camilleriani, e poi un grande evento alla fine dicembre in cui si terrà la premiazione della prima edizione del premio letterario Andrea Camilleri, in cui si premierà la migliore opera stampa, articolo e monografia dedicato appunto ad Andrea Camilleri. È molto bello questo nuovo impegno dedicato da Agrigento ad Andrea Camilleri, è bello anche che si collochi nella iniziativa che in tutta Italia le Pro Loco stanno portando avanti sul patrimonio dei beni immateriali. Camilleri, dentro questo disegno del patrimonio, del nostro patrimonio del capitale immateriale, Camilleri si posiziona benissimo, perché ha saputo descrivere straordinariamente paesaggi e persone
e insieme a quelli i riti, le tradizioni, le ricette. Quindi io spero che questo incontro sia l'occasione giusta per ricordare ancora una volta il dottor Scarpelli. Come parco letterario organizzerete qualcosa? Come parco letterario il 24, 25 e 26 ottobre avremo questa rassegna di cultura, un filo di fumo, che anche quella vorrà ricordare Camilleri, portare le sue pagine sul territorio. Avremo ospiti eccellenti che ci aiuteranno a farlo. Assessore, lei porterà i saluti a questo interessante convegno dal tema La grande eredità di Andrea Camilleri. Celebrare Andrea Camilleri ad Agrigento nel nostro territorio ritengo che sia, oltre a un atto dovuto, anche un gesto fortemente identitario. Camilleri ha saputo raccontare la Sicilia come pochi altri, con amore, lucidità, con ironia, con passione civile, con una lingua che è diventata un ponte tra la nostra tradizione e la modernità. L'istituto che dirigo si occupa di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale su tutto il territorio nazionale e questo elemento è sicuramente di interesse perché il patrimonio culturale immateriale è molto presente nei testi di Camilleri, sia nei testi dedicati all'attività di Montalbano, sia anche nei testi più legati alla storia locale, insomma, dell'area di Vigata, diciamo. E in cosa consiste il patrimonio immateriale che troviamo nei testi di Camilleri? Possiamo partire dalla lingua. L'uso frequente e diciamo capillare del siciliano nei testi di Camilleri è un elemento sicuramente distintivo, rappresentativo dell'attività letteraria di Camilleri. Tra l'altro il siciliano è una lingua minoritaria riconosciuta dall'Unione Europea e questa presenza continua appunto nei testi di Camilleri di parole, di frasi in siciliano sono sicuramente un elemento interessante. Questa presenza è sicuramente un elemento interessante e appunto rappresentativo di quello che è il lavoro di letterato. Iniziative che abbiamo iniziato a settembre e che abbiamo come assessorato, come dipartimento fortemente voluto. Vi auguro innanzitutto alle Proloco, che oggi hanno celebrato il proprio consiglio regionale nella vicina Vigata, hanno fatto pure un annullo, di continuare, e questo è un sentimento che mi accomuna all'assessore Scarpinato, il lavoro finora intrapreso, cercando di essere sempre più vicini al nostro mondo dei beni culturali e alla nostra provincia. Un particolare saluto lo rivolgo al Presidente nazionale dottor Laspina, al Segretario nazionale, all'Ammiraglio Alessandro, un particolare ringraziamento a nome dell'assessore Valso Premendente Vincenzo Rinaldi, a tutto il suo meraviglioso staff, non ultima la dottoressa Bulligia citata in più occasioni per come si spendono i nostri dipendenti affinché queste attività in onore del centenario di Camilleri, seppur esulano da quelli che sono i compiti strettamente collegati alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali, cercano di dare il loro contributo, come dicevo poc'anzi alcuni, senza lesinare risorse di tempo, fisiche, anche al di là delle giornate lavorative vere e proprie. Quindi un particolare ringraziamento lo voglio fare a loro, lo voglio fare a Rinaldi. Spero che tutte queste iniziative che abbiamo calendarizzato riescano per il meglio, che siano degne di nota e soprattutto un particolare ringraziamento lo rivolgo all'amministrazione di Porto Empedocle, che oltre a quella di Agrigento stanno permettendo lo svolgimento in quello che era i luoghi di Vigata. Come molti di voi sapranno, Vigata era un luogo non materialmente definito nei romanzi di Andrea Camilleri, ma era un luogo immaginato che poi magari, come ho detto in altri contesti, veniva perimetrato nella Porta Empedocle, nei luoghi di Magdalusa, si ha qualche cenno per quanto riguarda la vicinanza al monte e comunque rappresenta un patrimonio immateriale questi luoghi, perché venivano descritti dall'autore ma mai
centrati nei suoi racconti. A parte che ero amico di Andrea Camilleri, però quando ero preso la facoltà di lettere e filosofia ho avuto due importanti occasioni pubbliche con Andrea Camilleri. Uno quando gli è stata data nel 2005 la laurea honoris causa dalla mia facoltà e dal mio Ateneo, e un'altra volta quando insomma ci siamo divertiti in un certo senso, comunque abbiamo fatto, e lui ha fatto, per tutti insieme, l'intervista impossibile a Galileo al Teatro Verdi di Pisa, stracolme. Sono stati due momenti belli, anche giocosi da un certo punto di vista, che ha suggellato anche in qualche modo una vecchia amicizia che c'era con Andrea. In fondo io sono di Agrigento, ma mio padre è di Portoempedocle, quindi c'era in qualche modo una connessione, diciamo, anche così, anche da questo punto di vista. Che eredità lascia Camilleri? È quello che cercherò di dire oggi. A mio parere lascia più di un'eredità, lascia un'eredità legata al problema della narrazione, la sua grande capacità di letterata e di scrittore è legata soprattutto alla capacità narrativa, però lascia anche un'eredità in quanto cittadino e uomo di passioni civili, perché ha scritto e si è mosso, per esempio ha fatto la strage dimenticata, una cosa che riguarda proprio Portoempedocle, e ha fatto proprio un'operazione molto, molto importante, quella addirittura di scrivere l'elenco dei nomi e quindi di riportarli, che erano stati dimenticati, di coloro che sono stati massacrati. Quindi in Andrea Camilleri abbiamo due cose fondamentali: il grande scrittore ma anche l'uomo di passione civile. E passiamo allo sport. Per la quarta giornata del girone D promozione, la Virtus Akragas sarà impegnata domenica sul campo della Sommatinese, allenata da Mauro Miccichè. I biancazzurri arrivano all'appuntamento a punteggio pieno con 9 punti, mentre la formazione di Sommatino ha collezionato 2 pareggi e una vittoria esterna nell'ultimo turno sul campus della Virtus Gela. Ce ne parla meglio Carreno Lentini. Iniziamo con il campionato di Serie D Girone I. Dopo la risicata sconfitta rimediata sul campo del Savoia, il Castrone Favara ritorna in casa per ospitare il Ragusa, arbitro Melloni di Modena. Una sfida contro la penultima in classifica che dovrà segnare l'inversione di marcia, specie dopo 3 sconfitte. In quest'ottava giornata sono in programma diversi derby isolani, tra i quali spiccano Gela Athletic Palermo, Enna San Cataldese, Milazzo Ciriale, Paternò Novecea. Attenzione alla gara del Tomaselli, dove la localenissa ospita il Savoia. Nella sesta giornata di eccellenza Girone A c'è gran bagarre per la conquista della vetta della classifica. Sono 6 le squadre in alta quota nel breve giro di 2 punti e tra queste ci sono le 3 agrigentine, Licata, Camarat ed Unitas Sciacca. La compagine licatese torna a giocare in casa contro l'Accademia Trapani. Il Camarat sarà ospite del Castellammare. Infine, l'Unitas Sciacca si reca in casa del San Giorgio Piana. 3 sfide importanti dove si potrebbero assegnare punti davvero molto importanti. Nel girone A di promozione, dopo il pari a son di reti sul campo dell'Aspra, torna a giocare al Totorusso l'Aragona del DS e Gigi Di Benedetto contro il capolista Mazzara. Una gara tutta da seguire e tra 2 squadre alla ricerca di conferme. Sarà invece il derby agrigentino tra il Gemini e il Casteltermini, entrambe alla ricerca di punti classifica importanti. Infine la Margheritese, che in settimana ha avuto assegnati 3 punti a tavolino nella sfida con il Terrasini Mundi. Ciò ha consentito di balzare in vetta alla classifica in compagnia di Gemini, Atletico Partinico e Mazzara. La compagine di Giuseppe Gilardi ritorna tra le mura amiche con il Valderice per rafforzare la leadership appena raggiunta. Nella quarta giornata del campionato di promozione Girone D, dove interessa l'Akragas,
si presenta con alcune gare tutte da seguire. La capolista Priolo Gargallo ospita l'ostico il Gym di Cascordia, attuale terza forza del campionato e proveniente dal pari interno con il Serra di Falco. L'Acregas del tecnico Sebi Catania è ospite della neopromossa Sommatinese e dell'ex tecnico acregantino Mauro Miciche. Una sfida che si prospetta insidiosa, giocata sul rettangolo di gioco intera battuta e dinanzi ad appena 100 spettatori totali. Presentano questa sfida in casa Acregas l'esterno Dailan Rizzo e mister Sebi Catania. Ma come tutto è una partita difficile, perché andiamo a giocare contro una squadra che ha fatto buoni risultati fino a questo momento. Non dimentichiamo che comunque c'è giocatori di categoria, giocatori che hanno la loro esperienza, però dal canto nostro noi sappiamo quello che dobbiamo fare, ci stiamo preparando bene, non sottovalutando assolutamente nulla, perché non fa parte del nostro carattere. Ecco, domenica ti sei detto a fine partita soddisfatto della prova della squadra, ti sei complimentato con i ragazzi, quindi si riparte dalla prestazione di domenica per dare continuità. Ma quando finisce una partita poi tutto passa in secondo piano, perché è vero che abbiamo fatto una buona partita, ma la partita più importante è sempre quella che viene quella dopo. Cioè, dobbiamo avere la mentalità giusta, dobbiamo approcciare bene la partita e non voglio nessun tipo di alibi e nessuna distrazione. Cioè, abbiamo un percorso da fare, un percorso che finirà ad aprile e per cui non ci possiamo fermare alle prime battute. Non cerchi mai alibi, il campo in terra battuta può essere un'incognita. Il campo più bello del mondo sarà quello di Sommatino domenica, perché dai campi noi nasciamo dalla polvere. La nostra storia nasce dai campi terra battuta. Non siamo nati in Inghilterra, non usciamo da Londra, qui siamo nati tutti nella terra battuta e io dico sempre che sulla terra battuta hanno giocato i giocatori più importanti, più forti, che poi hanno calcato categorie importanti, per cui se l'hanno fatto loro non vedo perché non lo dobbiamo fare pure noi. Un campo un po' vintage, per ora è di moda il vintage. Facciamo finta che una volta un mio vecchio compagno di squadra che aveva giocato in categorie importanti mi disse: domenica giochiamo in erba battuta, per cui la prendiamo così, facciamo finta che è un'erba beige. E a proposito di campi, non è che possiamo dire che navighiamo nell'oro, una settimana piovosa e la squadra è stata costretta ad allenarsi a Fontanelle. Meglio o peggio per te? No, quando c'è l'atteggiamento giusto non ci sono strutture che tengono, non ci sono fondi che tengono, perché io parlo per la mia esperienza. L'anno che vincemmo il campionato Allentini dalla C2 alla C1 ci allenavamo il mercoledì in una gabbia che era il parcheggio delle macchine trasformato con delle porte e c'erano giocatori che avevano fatto una storia importante, che poi l'avevano fatta e l'hanno fatta anche in futuro. Cioè, dico sempre che quelle si chiamano scuse, alibi che non fanno parte del nostro carattere. Ti puoi allenare ovunque, ma se hai le giuste motivazioni, hai la giusta voglia, non c'è terreno che tenga. La squadra come sta? Bene, benissimo. Si sgonfia il caso Stadio Esseneto, nota del presidente dell'Atletico Agrigento, Michele Fodale, sempre Lentini. Un'ultima notizia riguarda sempre lo Stadio Esseneto, si sgonfia il caso. Infatti il presidente dell'Atletico Agrigento, Michele Fodale, con una nota stampa chiarisce la posizione della società in merito alla questione Stadio Esseneto. Nella nota si legge testualmente: la dirigenza dell'Atletico Agrigento, dopo le recenti considerazioni apparse sulla stampa e sui siti sportivi locali e sull'utilizzo dello Stadio Esseneto, impianto calcistico che da questa stagione sportiva e campo di gara di 3 squadre cittadine, ancora una volta ribadisce, così come già manifestato in precedenza, la totale disponibilità a venire incontro alle esigenze della Virtus Acregas, prima squadra della nostra città che milita nel campionato di promozione. Riconosce la Virtus Acregas la più titolata a giocare allo Stadio Esseneto e, per non creare nessun tipo di contrasto che da parte di questa dirigenza non c'è mai stato, si impegna, come sempre finora ha fatto, a trovare, d'intesa con le altre società, una soluzione che possa soddisfare le esigenze di tutti e garantire alla Virtus Acregas di non avere compromesso il terreno di gioco.
Passiamo dal campionato di prima categoria Girone B, le capoliste Cianciane e Alessandria giocano fuori casa, mentre l'Empedoclina torna al campo di Porto Empedocle, il Collura. Carmelo Lentini. Nel torneo di prima categoria le due capolista, entrambe agrigentine, Cianciana ed Alessandria della Rocca, nel prossimo turno affronteranno rispettivamente il primo la Bersitana, il secondo il Fada Football Club. Entrambe le gare si giocheranno fuori casa, a Montemaggiore Versito e allo stadio Cingalegra di Palermo. L'Empedoclina torna invece a giocare al Collura contro il Colomba Bianca, con una disponibilità al momento di 200 posti. Per cui si ritorna in casa dopo aver giocato l'ultima gara interna al comunale di Raffadali. Speriamo che ciò porti fortuna. Ma seguiamo l'intervista con il direttore generale Giovanni Gangarossa. La bella notizia che aspettavamo è arrivata. La domenica l'Empedoclina giocherà in casa, lo stadio sarà aperto per 200 persone, confidiamo nelle prossime settimane di riuscire a renderlo fruibile in modo pieno. Questo è il primo passo per rifare grande questa Empedoclina. Sapete tutti il nostro progetto, lo vogliamo fare assieme a tutti voi, quindi vi aspettiamo domenica. In modo particolare vogliamo vedere tanti bambini allo stadio. Ringraziamo ancora l'amministrazione, l'assessore Piccone che si è speso per sbloccare questa situazione. Domenica tutti allo stadio Collura a tifare Forza Empedoclina. E questo è tutto per oggi, vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.